L'Union CS scarta l'uovo di Pasqua e dentro trova probabilmente il regalo più bello dopo quasi 50 anni. Allo stadio Gabbiano di Campodarsego Andreucci recupera lo squalificato Salvi in difesa e schiera in avanti il trio Aliu, Mauri, Beltrame. Riconfermato in porta Fall. Buon primo tempo dell'Union che ha un netto predominio territoriale sui locali. Al 40° il gol sarebbe arrivato su un traversone di Beltrame e Salvi incorna di testa il pallone che sbatte sulla traversa e sorpassa la riga, ma sia l'arbitro che l'assistente non vedono, il VAR in queste categorie non c'è e il gol non viene concesso. Ma il gol arriva lo stesso, al 46° del secondo tempo, con Barsi, triangolo magistrale d'antologia del calcio con Mauri. Barsi in scivolata mette la palla in rete tra il visibilio del numeroso pubblico chioggiotto accorso allo stadio. Nel secondo tempo, per i primi 25 minuti, l'Union amministra il risultato e nel finale difende a denti stretti la vittoria con una difesa super, che è stata l'arma vincente di questo campionato. Solamente al secondo minuto di recupero una grande parata di Fall che dimostra che la sua fiducia è riconfermata a salvare il risultato. 3 punti preziosi che portano a più 14 vantaggio sulle Dolomiti Belluno, che però ha da recuperare 2 partite. La prima si gioca domani in una partita molto difficile casalinga con il Treviso. In sala stampa il direttore Cavagnis sottolinea la grande determinazione della squadra, che ha fornito una prestazione magistrale in tutti i suoi elementi, sia i titolari che quelli che sono subentrati, ed esorta i tifosi domenica a riempire i Ballarin, una partita che potrebbe essere anche decisiva, risultato permettendo di domani del Belluno. Dal gruppo Tifosi Union CS Facebook è tutto, alla prossima. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.